Questo non è amore, l'iniziativa fatta dalla polizia qui a Porta di Ponte proprio su tematiche di grandissima attualità, quale la violenza alle donne, bullismo e cyberbullismo. È importante, è un momento importante perché proprio in questa giornata dobbiamo far capire alle vittime di eventuali attività di soprusi o di violenza di genere che c'è una possibilità di cambiare regime, c'è una possibilità di uscire fuori dalle vessazioni quotidiane, perché la legge mette a disposizione tantissime possibilità, e quindi ricordare ai ragazzi che non è amore, l'amore è gestito con violenza, con sopruso, con sopraffazione alla donna e nei confronti della donna, perché è donna. Quindi importante è contro la violenza di genere. Noi oggi siamo qui nella via più importante di Agrigento a far ricordare a tutti e a sensibilizzare l'opinione pubblica che c'è un modo per uscire dalla spirale di violenza in cui purtroppo molte vittime ricadono. Oggi si celebra l'amore e la Polizia di Stato è qui presente per dire che cos'è che non è amore, e quindi dico tutti gli indicatori per far capire alle coppie che cosa non è amore, quindi qualsiasi forma di violenza. Per me la violenza alle donne è togliere il sorriso ad una donna. Quando si riesce veramente a togliere il sorriso ad una donna si toglie la vita, quindi noi siamo qui presenti per dire che c'è la Polizia di Stato che è pronta nella prevenzione ad aiutare le donne. Siamo presenti sul territorio e siamo pronti ad ascoltare e accogliere qualsiasi richiesta. Continua l'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne portata avanti dalla Polizia di Stato e ancora una volta in collaborazione con il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto. Questo per far capire alla gente che appunto siamo vicini, siamo sempre disponibili ad ascoltare le donne e non solo, perché ricordo sempre che anche chi ha conoscenza di casi di violenza e maltrattamento può rivolgersi tranquillamente alle forze di polizia, ai centri antiviolenza, per far sì che venga fuori anche il sommerso, anche l'eventuale informazione può salvare la vita di una donna. Quindi questa mattina siamo in via Atenea tutto il giorno e ci saranno anche altri appuntamenti proprio che daranno la possibilità a chi vuole di avvicinarsi senza pregiudizio alcuno, chiedere un'informazione e magari questa stessa informazione può salvare la vita di un'amica, di una sorella. Quindi l'appello che posso lanciare questa mattina è quello di aiutare chi vive queste situazioni di violenza, aiutandole anche semplicemente portandole al posto di polizia, accompagnandole, perché stando vicino, accompagnando fisicamente una donna a un posto di polizia, a un centro antiviolenza, sicuramente diamo coraggio a queste donne.